In attesa della grande apertura affidata alla Madame Butterfly di Puccini, diretta dal maestro David Crescenzi, la stagione del Teatro Comunale Mario del Monaco si arricchisce di una nuova stagione concertistica. Il Teatro Stabile del Veneto e il Comune di Treviso hanno annunciato un ricco programma di concerti, 10 appuntamenti che porteranno in scena le orchestre più prestigiose del Veneto. Un programma composto di sole orchestre, un programma sinfonico veramente d'impatto, che va da un omaggio a Puccini iniziale per un concerto che è anche nel programma dei 150 anni, delle celebrazioni dei 150 anni del teatro, fino a un focus dedicato a Beethoven nei 250 anni della nascita, che si svolgerà nel 2020 proprio per celebrare anche questa ricorrenza. Le eccellenze di cui parliamo sono il gruppo Giovani Archiveneto, sono l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, sono l'Orchestra Filarmonica e i solisti di Radio Veneto 1 e l'Orchestra di Padova del Veneto. Sì, oggi completiamo il cerchio, chiudiamo il cerchio della programmazione culturale del Teatro Comunale. Sono assolutamente soddisfatto, ringrazio il Presidente Beltotto, il Governatore Zaia, il Direttore Ongaro e tutti il Comune di Venezia e il Comune di Padova, perché insieme stiamo facendo un lavoro molto importante per la cultura in Veneto e in Italia. Assessore, è una stagione stellare. Una stagione stellare, ma soprattutto che parla di artisti trevigiani e anche il Veneto, quindi sarà sicuramente una stagione emozionante, perché avere 4 realtà trevigiane, ma che quindi guardano e sono ambasciatori dei nostri artisti nel mondo, credo che per tutti i telespettatori assicuri una stagione ad alta emozione.